Come potete vedere è finita la trebbiatura del mais e questo è tutto quello che abbiamo raccolto. All'interno di questo video vi farò vedere tutte le lavorazioni che sono state svolte durante e dopo la trebbiatura. Inoltre alla fine del video vi dirò anche in totale quanti quintali abbiamo raccolto. Prima di partire con il video però vorrei ringraziare Stral Agrimec che ha sponsorizzato questo e tutti gli altri video legati alla coltivazione del mais. Per chi non lo sapesse, Agrimec è un'azienda produttrice di essiccatoi da più di 50 anni. Anche il nostro è stato prodotto da loro, anche se ormai è abbastanza datato. Quelli che realizzano adesso invece sono molto più potenti in termini di efficienza e tecnologia. Se volete andare a vederli vi lascio il link del loro sito web e del loro profilo Instagram. E partiamo con il video. Quella! Aria, basta! Com'è? Non lo so, era lì prima. Adesso arriva. Quest'anno è arrivato il momento della trebbiatura del mais. È già arrivata appunto la medi trebbia, ha già attaccato anche la testata lì davanti e adesso inizierà a trebbiare da questo punto qui il campo di mais che abbiamo vicino all'agriturismo. Poi porteremo qui il trattore Lantares con il Silver Car, caricheremo dentro il mais e poi lo portiamo dove c'è l'essiccatoio per essiccarlo. Allora adesso la Miti Trebbia sta andando a trebbiare questo campo qua. Adesso il padre ha portato l'altro carro là nel campo, io invece vado su con questo. Dobbiamo portarlo vicino all'essiccatoio, non possiamo ancora caricarlo perché deve finire il mais di prima e quindi intanto lo porto là, però speriamo di non fare disastri. Che è un po' larghino, ma l'avevo già usato su strada anche questo, però bisogna stare un po' attenti lo stesso. Questo cambio qua l'ha già finito tutto quanto.
allora come potete vedere qui abbiamo finito di trebbiare tutto quanto il campo e anche tutto il campo di là. Qui c'è la Mieti Trebbia ferma, insomma, perché dopo deve fare degli altri campi qui vicino a noi, del cugino del padre. Adesso sto andando a ritirare insieme al padre l'ultimo essiccatoio che ha appena finito di essiccare il mais, appunto. Poi vi farò vedere quanto mais c'è dentro il capannone, tutto il mais che abbiamo raccolto fino adesso. Ok, in pratica adesso deve scaricare l'ultimo carro e dopo andiamo a scaricarlo dentro il capannone, appunto, come vi dicevo prima. In pratica non ci sta tutto l'essiccatoio dentro un carro solo e quindi dobbiamo fare 2 giri, e anche perché il carro poi per scaricarlo non deve essere troppo grosso. Questo qui ce l'ha prestato il cugino del padre. Adesso tra poco si scarica. Eccolo. Adesso la temperatura, come potete vedere, è a 23 gradi, si è raffreddato bene, insomma, viene portata a 61 gradi, poi si ferma e inizia a raffreddarsi fino a 23. Adesso in pratica bisogna aspettare fin quando il carro è pieno, riempirlo tutto, insomma, però come vi dicevo prima non ci sta comunque in uno solo. E quindi bisogna fare 2 giri. Qua c'è il frutteto Poretto che è qua da 4 giorni, sempre in accelerazione. Ok, primo carro caricato. Adesso sta per scaricare qua. Questo è tutto il mais che è stato raccolto quest'anno. Poi manca l'ultimo carro, ovviamente. Aspetta. Boh. La tecnica del compressore per pulire bene, tirar via tutti i chicchi, e usa il compressore. È parso lo stesso un po'. Quella nuova sta aprendo. Ragazzi, sono emozionato. Ciao, la GoPro nuova in testa. Vediamo che riprese farà. Ok, allora, intanto bisogna mettersi diritti alla fila che si deve caricare. Poi quando si è allineato bene il caricaballe si accende la presa di forza perché agisce sulla pompa e apriamo il caricaballe per poter tirare su le balle. Quando è aperto tutto si butta giù con quella leva qua
le due punte e le tiriamo su. Dopodiché buttiamo indietro con questa leva qua le balle. Avevo sbagliato prima, sembrava di avere quella in fondo e invece era quella in mezzo. Buttiamo indietro ancora e poi sono 8, perché questo caricaballe qua è da 8 balle. Una bella ruspa, il frutteto ancora. Allora quando è su buttiamo indietro un altro poco e poi con questa chiudiamo il caricaballe, perché è per andare su strada. Eccoci qua, pronti ad andare a casa. La scarichiamo, spegniamo la presa di forza. Che schiacciata di unghie che ho avuto con la ruota del rimorchio lì, chiudendola me la sono tirata con le dita. Bei balloni, dei canotti. Adesso per scaricare uguale indietro la leva